Bella tutti ragazzi, belli da di un nuovo video. Aspetta, mercato Batman, napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video andremo a fare il pre-partita di Cremonese Napoli. Allora, perché noi del canale, il format consiste dove vi analizzo un po' la partita, vi dico il risultato finale e vi dico anche la probabile formazione delle due squadre. Allora, io direi di partire dal risultato. Secondo me va a segnare, cioè secondo me finisce per 1-2 Napoli per la Cremonese. Secondo me segna Vardi che si riscatterà ancora dopo ehm, i vari gol che ha segnato in campionato italiano. Poi per il Napoli segna, sarò scontato, però secondo me per l'1-1, perché secondo me segna prima la Cremonese e poi il Napoli. Secondo me per l'1-1 segna McTominay e poi secondo me segna, segna Vergara, scusate, che però parte dalla panchina, sembra che parte dalla panchina ed entrerà secondo me la partita in corso, il 70°, partirà cioè entrerà da titolare e, e poi verso l'80° secondo me segna. All'80° segna Vergara, al 44° segna McTominay e secondo me Vardi segna al 20° minuto. Allora, passiamo alla probabile formazione delle due squadre. Allora, a porta abbiamo Milinkovic-Savic, formazione 4-3, scusate, 3-4-3. Allora, difesa di Lorenzo, Rachmani, buongiorno. Ehm, Esterno di sinistra di centrocampo, Spinazzola. Poi esterno di destra, Politano. Poi centrocampisti centrali Lobotka e McTominay. E poi alla sinistra Noah Lang, alla destra David Neres e poi come punta centrale Rasmus Højlund, che tra l'altro non dovrebbero partire, cioè non sono partiti, se non mi sbaglio, Ehm, se non mi sbaglio non è partito, non è partito Oliveira, se non sbaglio perché ha avuto un piccolo problemino, però se non mi sbaglio, sia Oliveira che Beuemo non sono partiti per Cremona, per un piccolo problemino. Non mi ricordo se per infortunio, ma non penso, o per altre cose, ma non penso che sia per infortunio. Passiamo alla formazione della Cremonese. Allora, loro scendono in campo con un 3-5-2. ehm, Porta Odero, da difesa Bianchetti, Baschirotto e Terracciano. Centrocampo Pezzilla, Van de Putte, Bondo, Pagliero, Barbieri. Come due attaccanti centrali c'è Vardi e Bonazzoli. Tra l'altro che sia Barbieri che Bianchetti risultano in ballottaggio con Floriani e Mussolini. Non prendete come Mussolini il reale, questo qua è il nipote, no, ho il nipote del pronipote, vabbè. Poi risultano in ballottaggio con Floriani e, e anche Follino che sono in ballottaggio tra di loro. Sarà per il Napoli una partita difficile. Sì, sarà una partita difficile perché la Cremonese tutt'oggi sta andando bene in campionato, ragazzi. Non diciamoci fesserie, sta andando molto molto bene. Tra l'altro, ragazzi, prima che
finiamo, prima che finisco di parlare e chiudiamo il contenuto, la Juve vince per 2-0 contro il Pisa, se posso dire anche meritatamente. Ieri non sono usciti i video perché in questi giorni va poco la connessione, quindi non riesco a fare tanti video. Vabbè, e secondo me il Napoli, come ho detto, vincerà per 1-2, però sarà lottata fino all'ultimo questa partita, perché ve l'ho detto, la Cremonese sta andando bene in campionato, l'avete visto? No. Però secondo me la possiamo pure vincere perché anche con un po' di fortuna, un po' di fortuna. Poi Napoli gioca alle 3, oggi alle 3, quindi le partite delle 3 per il Napoli sono anche un po' sfortunate. Però vabbè. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Ciao!